Il motivo è perché tutto nasce dall'idea di levar via i ragazzini dalla strada, quindi di dare un'alternativa alle persone alla strada. E la cosa, siccome è nata ormai mi pare 12 anni fa ed è stata una buona intuizione, allora man mano le cose crescono e quindi qui dalle 3 vie di arrampicata che erano le iniziali siamo arrivati alle 34 e poi come sempre a Rampilandia vede anche la collocazione di altre strutture che servono proprio per creare uno scenario e un'ambientazione simile a quella della montagna, quindi i ponti tibetani piuttosto che altri giochi che vengono organizzati dagli Sgraffa Masegni con la collaborazione anche del CAI, le grotte della speleologia qui di Mestre, sono tutte situazioni che in qualche maniera possono aiutare i bambini ad avvicinare un contesto un po' più faticoso rispetto a questo che è quello della montagna e delle nostre bellissime Dolomiti, ma l'idea iniziale che era quella di levar via i ragazzi dalla strada ha trovato poi una realizzazione felice in tutto quello che si può vedere qui in questa giornata. Ok, anche quest'anno abbiamo organizzato la manifestazione di Rampilandia, una manifestazione che il gruppo di Sgraffa Masegni gestisce da circa 8 anni, abbiamo iniziato nel 2005 con una partecipazione molto ridotta di classi per arrivare a quest'anno con circa 1000 bambini di partecipazione nei 2 giorni. È una manifestazione che vede coinvolte le scuole del comprensorio di Mestre e Mestre e Marghera con delle scolaresche che vengono da Quarta d'Altino. È una manifestazione che sta prendendo molto piede per i ragazzi e anche per i maestri che stanno dando, come quest'anno, le adesioni senza un minimo di pubblicità, per cui siamo riusciti senza nessuna pubblicità nelle scuole ad ottenere un numero realmente alto di presenze. Noi crediamo in questa manifestazione, crediamo nell'impegno che ci siamo presi come gruppo con i ragazzi, perché questo gioco di corda che poi verte nell'arrampicata per noi è un momento in cui i ragazzi riescono a scaricarsi, riescono a ritrovare delle soddisfazioni e comunque a vincere delle sfide verso l'alto. Ed è una cosa che è positiva a mio modo di vedere. Questo non vuol dire che questi ragazzi un giorno o domani andranno ad arrampicare in montagna o faranno altre attività, però in questo momento si stanno dedicando e stanno facendo una fatica per superare certe paure che sono all'interno nel momento in cui uno va verso l'alto, comincia ad avere il problema del vuoto. Abbiamo una grandissima collaborazione con le forze locali, abbiamo la partecipazione della Protezione Civile di Mestre e Spinea, abbiamo tutta la partecipazione di vari gruppi del CAI, dallo speleologico all'alpinismo giovanile alla scuola di alpinismo, quindi è una manifestazione che non è sentita solo dal gruppo, ma è sentita anche da tutte le forze che lavorano con noi. Finita la manifestazione, il gruppo nel resto dell'anno organizza il muro di arrampicata. Il muro di arrampicata è, diciamo, il fiore all'occhiello del gruppo, che è stato trasformato dalle 3 vie iniziali che c'erano nel passato alle 34 attuali, cambiando radicalmente tutto il sistema di chiodatura e il sistema di sicurezza, quindi diciamo una vera falaise outdoor, credo anzi la più grande in assoluto in questo momento nell'area del Veneziano. È una palestra che vede 35 metri in lunghezza per 15 in altezza ed è praticabile nelle giornate del lunedì, il mercoledì e il venerdì. Durante queste giornate noi seguiamo ancora i bambini, i quali hanno la priorità nell'arrampicata, però seguiamo anche gli adulti. Non possiamo fare corsi perché i corsi sono dedicati alle scuole di alpinismo del CAI o alle guide alpine, però ovviamente per le persone che vengono qua una dritta nel modo come ci si muove o come ci si assicura viene fatta comunque. Oltre a questo il gruppo organizza nel periodo invernale 4 serate dedicate alla sicurezza in montagna e alla sicurezza nell'arrampicata e vengono fatte nel periodo di febbraio-marzo. Sono 4 lunedì, i lunedì di Sgraffa Masegni, dove i temi fondamentali sono proprio la sicurezza nell'ambiente alpinistico.